Sono Sabrina De Marchi, estetista. La mia attività nasce nel 1980 da mia mamma e nel 99 c'è stato il passaggio generazionale. Mi sono innamorata subito di questo lavoro, ho capito cosa volevo fare, cosa è per me essere estetista e dare bellezza e benessere alle persone. Nel 2020 sono diventata estetista oncologica a Peo, mi prendo cura delle persone in terapia dal momento della diagnosi al momento della guarigione. Faccio vari tipi di trattamenti, viso e corpo. Il trattamento che è molto apprezzato dalle clienti è il trattamento alla maschera del ferro. Cosa mi ha spinto a fare il corso di maestro artigiano? Prima cosa la considerazione della mia professione e per le clienti. Far conoscere meglio la mia professione, che non è solo fare trucco, unghie, e far capire alla nuova generazione che essere estetista è proprio prendersi cura della persona a 360 gradi. In questi ultimi anni ho approfondito anche la conoscenza di Confartigianato, perché essendo estetista oncologica sono entrata a fare parte del gruppo La Forza della Bellezza. Sono entrata anche a far parte della consulta. Vedo come Confartigianato si impegna sulle varie problematiche e riuscire a trovare la soluzione, e quindi artigiani sempre sul pezzo.